Buonasera AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CS Qua, Bioagro Intermizzo e ARPAV. Prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto. L'interessante progetto promosso dalla Regione del Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura è rivolto a tutte le scuole primarie, statali e paritarie. Sono previste attività didattiche divulgative che permetteranno ad alunni, docenti e famiglie di approfondire i principi della sostenibilità della produzione biologica, della sicurezza alimentare e i rapporti tra prodotti biologici e territorio. Il termine per le preadesioni al progetto è stato fissato al 30 settembre prossimo. Informazioni più dettagliate sono contenute nel sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org. Ed ora vi parliamo della tecnologia applicata alla difesa integrata delle patate. Ci sono alcune aziende della Bassa Padovana che per monitorare la presenza della tignola usano delle fototrappole. La tecnologia entra in campo con le trappole munite di fotocamera e sensori capaci di rilevare dati essenziali per la cura delle colture. Fototrappole che nella Bassa Padovana vengono utilizzate nella lotta agli insetti che attaccano le patate. Particolarmente fastidiosa è la tignola che, se depone le uova sul tubero nel terreno, rischia di creare contaminazione in fase di stoccaggio del prodotto. Si cerca di fare un monitoraggio spinto ad arrivare ad una soglia che ci permetta di decidere se intervenire con dei trattamenti fitosanitari o meno. Diciamo che la soglia indice sono più o meno i 10-15 insetti su un appezzamento di 2 ettari in una decina di giorni. Ecco come funziona la fototrappola. Qui abbiamo appunto la trappola, il monitoraggio viene svolto estraendo nel modo classico il foglio adesivo. Qui è presente appunto il feromone femminile che attira il maschio, qui si incollano in questo foglio adesivo i vari insetti che entrano. L'innovazione è quella appunto di aver portato una telecamera che ci fotografi ogni 24 ore il foglio adesivo e quindi non richieda più l'intervento del tecnico in campo per fare una conta manuale, ma si possa avere un dato sia più puntuale, perché appunto è ogni 24 ore, non più ogni 10 giorni, e quindi degli interventi più tempestivi. Si tratta sempre di sperimentazioni che le aziende effettuano in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale. A 5 anni dalla Carta di Sandrigo torna l'annuale premio che Veneto Agricoltura dedica a chi si è contraddistinto nella sua vita per la promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa. Il premio incarna la natura di Veneto Agricoltura nel promuovere la coltura forestale in ambiti montani come di pianure nelle finalità produttive naturalistico-ambientali. La Carta di Sandrigo impegna enti pubblici e operatori privati a decuplicare entro il 2050 gli ettari di superficie di pianura boscata, portandoli a oltrepassare i 5.000 ettari, avvicinandosi così all'1% della superficie agricola come avveniva ai tempi della Repubblica di Venezia. 4 le categorie del premio: amministratore di bene pubblico, tecnico agronomo forestale, imprenditore e volontario. Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi e arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale Fuori Foresta di Veneto Agricoltura, che il vincitore destinerà a suo insindacabile giudizio per la realizzazione di uno specifico nuovo impianto o integrazione di impianto esistente. Il premio verrà assegnato in occasione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura, in programma nella settimana del 21 novembre 2021, la giornata nazionale dell'albero, valutando le candidature che arriveranno entro il 17 ottobre 2022. Maggiori informazioni e i dettagli per le candidature li trovate nella sezione dedicata bandi e selezioni, sempre del sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org. Come sempre spazio anche al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dall'arrivo di piogge sparse, per lo più a carattere di rovescio e temporale. In campo rimane evidente una diversità di avanzamento vegetativo tra le colture irrigate e non irrigate. Nei vigneti non irrigati, ad esempio, si nota l'inizio dell'invaiatura, senza che gli acini abbiano raggiunto la loro dimensione naturale. Per i prossimi giorni il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con temperature prossime un po' sopra la norma, ma con il passaggio di un impulso perturbato tra venerdì pomeriggio e sabato mattina che potrebbe portare nuove piogge e un temporaneo calo termico. E come sempre diamo anche spazio alla cucina con i consigli dello chef Alessandro Mazzone.
Andiamo a rivisitare una bellissima ricetta che è la caprese, utilizzando i nostri fantastici prodotti veneti. In particolare utilizzeremo la mozzarella Borgoluce, i pomodorini confit che questa mattina ci ha portato l'Istituto Sperimentale di Po di Tramontana, che abbiamo precedentemente cotto a bassa temperatura, per cui circa 80 gradi per 12 ore in forno. Andiamo a sistemare la spugna di basilico. Questa è una preparazione molto facile da fare anche a casa, basta prendere un pizzico di farina, un uovo, del pesto di basilico, andiamo a frullare insieme, a mettere in una ciotolina e a cucinare in microonde per circa 45 secondi. Un cracker al pomodoro e del pesto di basilico. Andiamo ad abbinare un calice di Soave dei Colli Veronesi 2018, un vino biologico che andrà a sposarsi benissimo con il nostro piatto. Bevete con moderazione. Bene, questo è veramente tutto. AgriNews si ferma per una piccola pausa estiva per il mese di agosto. Ci rivedremo naturalmente a settembre. Grazie dell'attenzione e buona estate.